Questione nomadi e aggressione al sindaco di Caerano. Se i tre uomini di etnia Rom che hanno provocato il ricovero in ospedale di Giovanni Precoma, dopo alcuni giorni di sosta vicino alla caserma dei carabinieri di Montebelluna, hanno fatto perdere le proprie tracce, continua invece a mantenersi vivo il dibattito sulla loro presenza nel territorio comunale. Di fatto i tre appartenenti allo stesso nucleo familiare risultano iscritti all'anagrafe, ma non c'è quartiere o condominio disposto ad averli come vicini di casa. Per il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, l'ennesimo esempio di come la logica della violenza imponga un'importante riflessione sulla gestione della convivenza. Finora c'è sempre stata tolleranza, ma è chiaro che se si passa alla violenza qualcosa non funziona più. Devo sottolineare una cosa, peraltro, che conosco il sindaco Gianni Precoma, è un'ottima persona mite e tutt'altro che un sindaco sceriffo. E quindi io credo che sia opportuno che queste persone vengano sottoposte a giudizio e vengano prese misure adeguate rispetto all'atto gravissimo che hanno compiuto. Parole forti, soprattutto se pronunciate da un sindaco ritenuto tra i più concilianti della Marca e che sottolineano come il tema dell'integrazione non valga solo per gli immigrati. Non c'entra nulla in tutto questo l'appartenenza etnica, dobbiamo smettere di ragionare in questi termini, le persone si giudicano per come si comportano. Per il sindaco Favero è inutile parlare di Daspo per il territorio di Caerano, in un'area come il Montebellunese che è di fatto un unico agglomerato urbano. Piuttosto bisogna procedere ad un'imposizione delle regole anche a popolazioni che storicamente vivono con logiche diverse e, se occorre, anche a tappe forzate. È possibile che si continui a conservare situazioni di marginalità come queste? Forse servirebbero degli interventi per garantire un futuro, soprattutto ai figli dei nomadi, per dare loro la possibilità di andare a scuola, trovarsi un domani un lavoro e poter condurre una vita all'interno di una società come la nostra che è iperregolata.